amici, bentornati sul canale. Oggi siamo a Colceresa, proviamo a fare questo percorso della lepre, sono circa 11 km con poco dislivello, proviamo ad andare. Abbiamo fatto i primi 5 minuti di strada, qua al momento tutto asfalto, però il panorama comincia già a cambiare, soprattutto c'è la strada delle ciliegie. Andiamo. Finalmente abbandoniamo un po' l'asfalto, adesso c'è un pezzettino di sentieretto che sale di qua, proviamo a vedere com'è. La prima salitina è un po' duretta e comunque ci sono dei gradini abbastanza alti, quindi si sente. E adesso entriamo in un piccolo braccetto di alberi perché c'è questa parte del sentiero che è tutta coccolata dall'albero all'ombra, visto che oggi è il 29 di maggio e ci sono oltre 20 gradi e c'è caldissimo. Lungo il percorso trovate questa bacheca in cui il comune, che ha fatto un lavoro bellissimo, ha messo tutte le indicazioni che servono e così è impossibile sbagliarsi, è impossibile perdersi. Stiamo scendendo, la strada è tutta asfaltata, abbiamo fatto fatica, qua dice 20% ma per me è finto, è di più. Allora, qua le case sono tutte bellissime intanto e la zona è veramente molto bella, tutta verde, ma dopo asfalto, salitina. Hai percorso 2,8 km su 11,5, niente praticamente. Questo cartello sostituisce quell'altro, quello col disegnino della lepre, quindi quando non vedete quelli con i disegnetti belli della lepre trovate questi. Che mi fastidiano. Ciao cavallino. Eccola qua, dalle viti alle ciliegie, tutto buonissimo qua, che belle rosse, bellissime le ciliegie qua. Dopo aver fatto i primi 5 km con un bel sole e un bel po' d'asfalto, finalmente andiamo nel bosco di nuovo e siamo a metà della strada. Alcune salite tirano un pochino, però vediamo se questa ci aiuta anche all'ombra.
ritornati al parcheggio, abbiamo ovviamente parcheggiato vicino alla scuola e abbiamo fatto il nostro giretto. Sono 12 km, non 11 e mezzo, ci sono 400 metri di dislivello, è quasi tutto asfaltato e c'era anche parecchietto caldo, però insomma è stato un percorso molto bello. L'unica cosa che possiamo consigliarvi è, se vi è piaciuto il video, di metterci un like e ovviamente di iscrivervi al canale. E in ultimo, per salutarvi, oserei dire solo che tu sia un capriolo, che tu sia un riccio, che tu sia una lepre, comincia a camminare. Ciao!